sono gli ultimi minuti di partita e non mettono il recupero, quindi io non lo so quando finirà questa partita incredibile, assolutamente incredibile. Fatemi abbassare il volume. Buongiorno, immagino a voi, perché penso che vi state svegliando e vi capita sto video. Io lo faccio perché non si può cominciare luglio senza contenuto, mi sento troppo male. Attenzione, attenzione. No, perché il Senegal non si arrende. Chiede fallo di mano. Attenzione, fallo di mano al limite della. No, è una partita incredibile. Si dovrà parlare del culo di Garcia, si dovrà parlare di De Bruyne, di Lukaku. Cosa finisce in copertina? Sicuramente ci deve finire la doccia che prende Garcia. Ah, ma a mano con la scivolata, pre-fuori aria. Allora, non gioca Koulibaly, però il Senegal meritava palo, doppio palo, il vantaggio, il raddoppio. De Bruyne male, onestamente, quindi quando poi si potrà dire ma hai tolto a De Bruyne, hai tolto a Doku, più che altro Doku a destra a me sembra depotenziato, non lo vedo nel massimo della sua forma, non sarà neanche facile il periodo che sta vivendo, però si dovrebbe parlare poi di Garcia come Ancelotti. Cioè il paragone mi viene facile, due che sono considerati con livelli diversi, due allenatori anche fortunati, però attenzione perché non è finita, perché mo qua è tutto in diretta, può succedere. Io pensavo di registrare già i rigori. Attenzione, alto, sui piazzati. Questo è l'altro Sarr, che stanno pieni di Maurizi Sarr. È finita e passa, non vanno in vacanza ancora De Bruyne e Lukaku, Monsignor Garcia va avanti con un culo senza precedenti, onestamente, perché brutta partita il Senegal meritava, però quando entra Lukaku ancora ce n'è, Lukaku c'è, Lukaku ti può dare ancora delle cose. Il gol che fa sul primo palo di destro, che riesce a chiudere, che ha avuto l'occasione uguale proprio il Senegal per andare addirittura sul 3, se non sbaglio, e invece la butta fuori. Invece Lukaku riesce a chiudere e riparte poi questa rimonta incredibile. Tielemans è quello che poi firma questo passaggio del turno, perché fa prima il gol e poi il rigore, che si guadagna lui, il rigore netto, non c'è dubbio, anche un po' sfortunato, ma quando tu ti butti poi scivolato, hai preso solo il piede e che ci puoi fare? E pensavo magari lo tiro Lukaku, invece no, il capitano si è preso la responsabilità, l'ha messa nell'angolo in maniera incredibile, e quindi anche per lo sfizio di poter mettere questa copertina. Salve. Hi. Oh, are you hot? Yeah, I get it. I rumori. Vuoi accendere i rumori? Accendi, non fa niente. Yeah, you can do it. Perché il condizionatore? Perché fa caldo, e immagino farà caldo anche in Europa e a Napoli, eccetera, eccetera. Inquadrano De Bruyne, passa il Belgio. Io pensavo di poter dirvi adesso tutti in vacanza, è meglio. That's a little loud. I don't know if that's gonna work, but we'll try. Who cares? Non fa niente. Su calcio fluido, tutte le altre cose che riguardano il calcio, perché dovremo parlare un pochino del mercato. Ci avviciniamo al fantacalcio. Se volete giocare al fantacalcio contattatemi in privato, ci sono ancora pochi posti. E del mercato si potrà parlare di alcuni colpi che stanno arrivando, il Como che ha preso Liberali, la Juventus che ha preso Ekator, una serie di cose largo ai giovani, si potrebbe dire. Ma il Napoli che fa? Oggi, cioè ieri, per voi ieri, doveva essere la giornata, no? 1° luglio, Allegri si è liberato, vogliamo fare, no? È uscito il loghetto dei 100, bellino, non si sa se andrà sulle magliette il logo questo qua con la N del Napoli, così,
probabilmente più sui social, anche perché l'ho vista, non funziona benissimo secondo me sulle magliette. Sulle magliette gli spifferi dicono che ci potrebbe stare il 100 con lo 00 che fa tipo infinito, qualcuno ha parlato e il Napoli ha postato anche l'immagine del cavallo, il corsaro nero, no, il corsiero del sole, come si chiama? Ditemelo voi nei commenti. Ma Allegri, io credo di aver capito perché sta succedendo questo ritardo che porta a ritardo, e lo presentiamo direttamente a Di Marzio. Sappiamo come notizia che la maglietta ce la portano il 6 luglio, abbiamo almeno saputo questo, e fa il paio con l'anno di Garcia dove presentammo pure la maglietta. Sono troppe le cose che si uniscono tutte insieme. La presentammo sulla nave da crociera, o presentiamo anche Allegri in quel momento, presentiamo la maglia, invece del manichino c'è Allegri. Io penso che poi il cavallo è musetto davanti, quindi il cavallo ritorna, no, il cavaliere di prima, questo è un altro film di Totò, senza cavallo, ci sta facendo aspettare al punto tale da crearci quell'ansia, quella voglia di buttare un capo a terra e di avere almeno un'ufficialità, una certezza, che almeno diciamo finalmente è arrivato. Invece se l'avessimo presentato subito, non ci piace Allegri così, invece almeno riusciremo a dire finalmente, cioè, capito? Non lo so, io me lo spiego solo così, perché siamo l'ultima squadra al mondo a presentare il nuovo allenatore, siamo l'ultima squadra al mondo a presentare la nuova maglietta, siamo al centenario e devono succedere delle cose belle, bellissime, altrimenti non saprei proprio come comincia questa stagione, che ci sono i crismi dell'indifferenza. C'ho questa paura qua, nel crisma dell'indifferenza, perché poi se viene meno un pochino la voglia, perché molti mi state scrivendo e io non vi posso biasimare, dice mi sta passando la voglia, non la voglio vedere una stagione con Allegri. Io sono ancora in attesa, perché lo sapete come vivo il calcio, come l'ho vissuto da Gattuso in poi, perché da lì poi cominciamo a fare il canale, sempre con molta obiettività, cercando di essere oggettivo. Se vedo delle cose belle le raccontiamo così come le vediamo, a prescindere se ci piaccia o meno l'allenatore. Io sono aperto, però ce lo presentate, ce lo potete fare, perché altrimenti rimaniamo con le nostre idee un po' così. Non ci sono notizie, signori, non mi dispiace, io con tutto il bene possiamo aprire video, una continuazione dove parliamo delle altre squadre, parliamo di Bastoni, su Bastoni. Poi se non siete iscritti a Calcio Fluido, io lì ho trattato tutti gli argomenti scabrosi, quelli un pochino più delicati, in un'ottica completamente diversa da quello che sto leggendo in giro, che si preoccupano di altre cose, ma non si può far finta. Molti stanno facendo finta che non è successo niente, giornalisti che stanno sui social, che improvvisamente hanno perso la lingua, oppure postano cose sui mondiali, eccetera eccetera, e invece no, se ne parla, se ne deve parlare, e se ne parlerebbe anche se fosse uno dei nostri, perché si va oltre, ma molto oltre il calcio non c'entra proprio niente, anzi c'entra solo perché sono figure potenti che spesso si sentono intoccabili, e quello poi è il punto principale. Però questo è. Passa il Belgio, va avanti Lukaku, che probabilmente è utilizzato così, la riflessione è questa. Io ne ho viste molte di frasi e di sentenze un poco prima del dovuto. Io l'ho guardata con gli amici Berini abbonati, quindi stavamo analizzando proprio la partita, però delle sentenze fatte un pochino troppo presto sul Belgio, su Garcia, eccetera eccetera. Il culo è sì, ci vuole il mazzo nel calcio, non c'è dubbio, però ti servono anche i giocatori che hanno un impatto, ed è la seconda volta, o se non la terza, che parliamo di impatto di Lukaku, che non ha fisicamente la capacità di fare il titolare in questa stagione, potrebbe averla l'anno prossimo, non lo sappiamo come ritornerà, però l'impatto ce l'ha, perché lo metti là davanti, e se Garcia è uno di quelli che non crea e non ha mai creato grandi presupposti
fantasmagorici per segnare, grandi azioni codificate, ma ci diceva anche no, noi proviamo, anche un bel cross messo forte in mezzo può creare dello scompiglio. Stavano procurando anche un autogol del Senegal con il cross messo là. E allora ti spieghi anche Doku a destra, col destro, quindi lui quello voleva, però decade le aree impalpabile, Trossard sulla sinistra è cresciuto durante la partita, non lo so, avessi dato più tempo a De Bruyne forse avrebbe potuto fare qualcosa di meglio, ma il Senegal era frizzante, il Senegal ti dava la sensazione di essere superiore a tutti i costi. Edemame, vabbè, andiamo a mangiare gli edamame. Da New York, Valerio Fluido è tutto, Calcio Fluido se volete sapere tutte le cose possibili e immaginabili di tutte le squadre, perché del Napoli non c'è niente da dire, Ghila verso l'Atalanta, le varie cose, abbiamo rinnovato qualche giovanotto, dobbiamo vendere, Beukema in Arabia Saudita, arrivano notizie tutti i giorni, nessuna di loro è pregnante, di conseguenza abbiate pazienza, sono in difficoltà come tutti voi e non so cosa dirvi, quindi ci godiamo un pochino di mondiale, grazie a tutti quelli che con una santa pazienza cliccano su video che possono anche non significare niente, ma sulla copertina ci tenevo, perché quella doccia Gabriel Garcia è stata di un livello incommensurabile.